buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Etna preso d'assalto, il maltempo in quota non scoraggia curiosi e turisti, molti incuranti delle regole tentano di avvicinarsi al fronte lavico. Intanto dal soccorso alpino un nuovo invito alla prudenza. Quando l'Etna sbuffa, la ricaduta di cenere vulcanica condiziona l'operatività dell'aeroporto di Catania. Sicilia 24, vi mostriamo come funziona il sistema delle chiusure degli spazi aerei. Dall'allegria alla paura a Ragusa, va in fiamme un ristorante durante una festa, ingenti danni all'interno del locale, 14 feriti. Palermo, da salotto buono della città, luogo di continua violenza, anche via Roma e via Macheda nelle mani di baby gang, bande etniche e rapinatori. Fermato ieri un iraniano divenuto il terrore della zona. Trapani, un torneo per ricordare Salvatore Giuseppe Asta, uccisi assieme alla mamma nella strage di 40 anni fa a Pizzolungo. Margherita Asta, parente delle vittime, lancia un appello per un'ideale partita di calcio con i fratellini uccisi. Ivan, partorito per strada da una donna senza tetto, lascia l'ospedale e viene affidato a una comunità per minori in attesa di adozione. Calcio in Serie B, il Palermo domani in campo a Cosenza per invertire la rotta. Panchina pericolante per Dionisi in assenza di risultato. Serie C, il Catania domani sul campo dell'Altamura, cerca il riscatto, il tecnico toscano chiede ai suoi una prova di coraggio. Messina e Trapani verso il derby di lunedì, giallorossi ancora alle prese con problemi societari. Trovati ancora e iniziamo il nostro giornale andando sull'Etna. Lo abbiamo fatto per verificare se anche questo fine settimana sarà all'insegna di un vero e proprio assalto al vulcano per cercare di vedere quanto più vicino possibile il fronte della colata lavica. È andata per noi e lo ha verificato la nostra Emanuela Corsi. Siamo venuti qui per venire a vedere, incuriositi da questa eruzione, e portare qui i bambini, però il tempo forse oggi non ci ha assistito. Turisti, escursionisti e visitatori in arrivo da tutta la Sicilia per recarsi anche questo fine settimana sull'Etna. La spettacolare eruzione di questi giorni, con la lava che avanza sulla neve, continua a richiamare migliaia di curiosi, spesso improvvisati e senza un'adeguata attrezzatura. Siamo sulla strada provinciale 92 che porta ad Etna Sud, più avanti c'è il rifugio Sapienza, il maltempo, la fitta nebbia che vedete non scoraggia i curiosi che vogliono recarsi anche in questo fine settimana sull'Etna, ma tanti vengono rimandati indietro dalle forze dell'ordine perché sprovvisti di catene e di pneumatici per la neve. Siamo ospitati in un bed and breakfast qui a Nicolosi, volevamo salire sull'Etna se ce lo permettevano perché la polizia ci ha fermato un po' più sopra perché non avevamo né le catene e manco i pneumatici da neve. Volevamo vedere l'Etna, anche bambini ci tenevano, però pazienza. Ma siete equipaggiati per salire sull'Etna? Sì, avevamo tutto nel cofano, però ce ne ritorniamo. Tristi, ce ne ritorneremo tristi. Intanto, per evitare l'assalto di turisti, in questo fine settimana ha preso il via il nuovo piano viario. La strada provinciale 92 sarà percorribile solo in salita, mentre la strada per Ragalna verrà utilizzata per la discesa, creando così un anello a senso unico per agevolare il traffico e prevenire congestionamenti. Inoltre proseguono gli appelli dei sindaci e dei soccorritori. Consigliamo a chi si volesse recare sul posto di affidarsi solo ed esclusivamente a guide alpine o vulcanologiche, nel rispetto delle ordinanze vigenti. Il rischio è che una bravata possa trasformarsi in una denuncia. Da una parte lo spettacolo del vulcano, ma dall'altra però ci sono anche i problemi, perché quando l'Etna sbuffa la ricaduta di cenere vulcanica impatta certamente sull'operatività dell'aeroporto di Catania, ed ecco che scatta il sistema delle chiusure degli spazi aerei. Vi mostriamo come funziona. Lorena Dolci. Se in caso di eruzione sentite le sigle B1 o C3, gli esperti non stanno giocando a battaglia navale. È il sistema per volare in sicurezza accanto ad un gigante capriccioso. Questa mappa spiega bene come funziona.
Lo spazio aereo è diviso in 12 spicchi, il centro è proprio l'Etna. I vulcanologi dell'INGV di Catania lo monitorano H24. Se vedono un pennacchio di cenere comunicano i dati ad un ente viario, il VAC di Tolosa, che decide il colore da dare al VONA, l'avviso per il traffico aereo. Se è rosso, disagi in vista con ritardi e cancellazioni. L'NCO, l'unità di emergenza dell'aeroporto, decide infatti quale settore dello spazio aereo bisogna chiudere per la presenza di sabbia vulcanica. Se la cenere è sul settore B3, chiude lo spazio proprio sopra l'aeroporto. Se incombe sul C1 bis, chiude lo scalo di Comiso. Questo è il corridoio di ingresso degli aerei, dei velivoli. Quando ci sono restrizioni parziali? Quando la nube gravita sui settori est, quindi sul mare, piuttosto che sui settori ovest, abbiamo la possibilità di utilizzare altri settori abili e agibili per consentire l'atterraggio e il decollo. Quando si chiude uno dei due settori occorre dimezzare e questo comporta ritardi, ovvero addirittura cancellazione dei voli. In questo caso l'autostrada del cielo funziona come una strada a senso unico alternato. Ma come si misura una nuvola? In questo momento la nube si stima il suo posizionamento in atmosfera per il tramite della direzione dei venti prevalenti nelle quote di riferimento. Il sistema, sperimentato da anni proprio con l'Etna, fu adottato solo con la grande eruzione islandese, che nel 2014 bloccò gli aeroporti di mezza Europa. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Ragusa. Si è passati da un momento di festa, di allegria, a attimi davvero di terrore, perché improvvisamente all'interno di un ristorante cittadino dove si stava festeggiando un compleanno, praticamente le fiamme hanno davvero creato grande paura. Ci sono, pensate, ben 14 persone ferite, ma ci racconta di questa serata davvero da incubo la nostra Veronica Barbarino. Come fai? E poi? L'atmosfera di festa si è trasformata in panico nel giro di pochi istanti. Era in corso all'interno di un noto ristorante alle porte di Ragusa una serata con musica, divertimento e canti, quando è divampato un devastante incendio. Il rogo, scoppiato poco prima della mezzanotte, avrebbe avuto origine da un lampadario che ha improvvisamente preso fuoco per la probabile vicinanza con delle fiaccole tenute in mano. Le fiamme si sono propagate velocemente e i clienti sono stati fatti uscire all'esterno. 14 di loro sono stati portati in ospedale per lieve ustioni e lieve intossicazione da fumo. Numerose le squadre dei vigili del fuoco presenti sul posto per cercare di domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Il forte vento ha complicato le operazioni di spegnimento alimentando le fiamme e la presenza di bombole all'interno della struttura ha reso ancora più complicato l'intervento. Lo scenario questa mattina vede i resti di una serata che doveva essere di festa. Le lingue annerite fuori dalle finestre, vetrate esplose e ancora un odore acre. I danni saranno presto quantificati. E adesso alle notizie d'agenzia. È stato rintracciato e arrestato a Sofia in Bulgaria Gaetano Ofria, nipote del boss mafioso Gaetano Badalamenti, è latitante da circa 2 anni nell'ambito di una operazione condotta da polizia e carabinieri coordinati dalla procura di Genova. Sull'uomo gravava una condanna definitiva a 6 anni e 8 mesi di reclusione. Era stato infatti condannato ad espiare un cumulo di pene relativo ad alcune condanne subite negli anni precedenti, tra cui una per bancarotta fraudolenta in concorso, un'altra per uso illecito di carte di credito e un'ultima per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Palermo violenta, non rientra nella legalità nemmeno quello che una volta era definito il salotto buono della città, un quartiere centrale che adesso invece è meta di scorribande, di baby gang, bande etniche, piccoli ladri, rapinatori. È un'area dove le aggressioni si consumano anche solo per divertimento. Sentiamo Maglio Viola. Una volta erano le vie della Palermo Bene, il centro indiscusso della città. Ora sono le strade delle aggressioni in mano alle baby gang e a piccole bande italiane e straniere che si confrontano fra loro. Da una parte la via Roma, che dalla stazione ferroviaria centrale della città porta verso la via Cavour, dall'altro la via Macheda, oggi pedonale, che dal Teatro Massimo porta sempre alla stazione ferroviaria. Se il primo tratto di via Macheda è diventato la passeggiata dei locali, una sorta di friggitoria all'aperto, la seconda parte, dopo i 4 canti, esattamente
presente come la sottostante e parallela via Roma è terra di nessuno. L'ultimo episodio, oltre alla vetrina spaccata nella notte in un negozio di calzature, ieri pomeriggio, quando la polizia ha fermato in via Roma un iraniano che per 2 settimane era stato il terrore della zona. Fermava i passanti per picchiarli senza un motivo, entrava nei negozi e minacciava clienti e commessi, ma senza una vera ragione. Ieri ha reagito anche agli agenti della squadra Falchi e per questo è stato arrestato. Ma fra via Macheda, Alta e via Roma le aggressioni sono all'ordine del giorno, risse fra giovani della mala movida, risse fra gang etniche, giovani e turisti accerchiati da baby gang per rubare un telefonino o la macchina fotografica, vetrine dei negozi spaccate a martellate o con le auto rubate. Ma la violenza scatta anche soltanto per uno sguardo non gradito, per un'auto parcheggiata male, e a queste si aggiungono vandalismi all'arredo urbano, alla segnaletica stradale e persino danni alle videocamere di sorveglianza della control room o a quelle del traffico che governano la ZTL. Nei giorni scorsi il sindaco di Palermo ha lanciato un appello alla città: non vandalizzate la vostra città, palermitani, è stata la sua frase, perché furti e atti vandalici sono all'ordine del giorno anche ai danni dei cantieri aperti per risistemare le fontane, riqualificare le periferie e rifare le strade. Un torneo per ricordare Salvatore Giuseppe Asta. Sono i fratellini uccisi dal tritolo mafioso insieme alla mamma Barbara Rizzo nella strage del 1985 lungo la strada per Pizzolungo ad Erice. Nel 40° anniversario la sorella e figlia delle vittime Margherita Asta invita i compagni e amici dei fratellini per giocare idealmente con Salvatore e Giuseppe. Laura Spanò. Il prossimo 2 aprile segna il 40° anniversario della strage di Pizzolungo. Quel giorno del 1985 la mafia pianificò un attentato per uccidere il PM della procura di Trapani, Carlo Palermo. Sulla strada di Pizzolungo venne collocata un'autobomba che al passaggio della blindata della scorta del magistrato venne fatta esplodere. Nello stesso momento transitava anche l'auto con a bordo Barbara Rizzo Asta, che stava accompagnando a scuola i suoi gemellini di 6 anni, Salvatore e Giuseppe. Morirono tutti, facendo da scudo alle 2 auto con a bordo il magistrato e gli agenti che lo proteggevano. In occasione del 40° è previsto tra gli altri un evento sportivo in programma domenica 30 marzo. Margherita Asta, figlia e sorella delle vittime, fa un accorato appello e invita i compagni di scuola e gli amici dei suoi fratellini, chiedendo loro di tornare idealmente a giocare con Salvatore e Giuseppe. A 40 anni dalla strage, Giuseppe e Salvatore torneranno a giocare con i loro compagni di scuola e i loro amici. Chi vorrà potrà iscriversi chiamando al 339 35 89 139 per dedicare una giornata in ricordo, anzi in memoria di Giuseppe e Salvatore. Vi aspetto, grazie. La storia della strage di Pizzolungo è una storia apparentemente piccola che molti volevano dimenticare. Quella strage però non fu un episodio isolato, ma il riflesso di un sistema criminale che ha cercato di piegare la società civile al proprio potere. Intanto cresce l'attesa per il 21 marzo prossimo, quando Trapani ricorderà la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promosso da Libera e Avviso Pubblico. Il neo assessore alla salute Daniela Faraoni è intervenuta sul tema ovviamente della sanità in Sicilia. L'ho fatto nel punto e lo vedrete tra poco nella puntata di oggi dopo il nostro telegiornale. Si è trattenuta anche sul tema legato al centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina, in particolare sulla necessità di una deroga alla legge Balduzzi, quella legge che impone per la Sicilia un solo centro di simile specializzazione. Sentiamo uno stralcio dell'intervento di Daniela Faraoni. In questo momento c'è una norma, la Balduzzi, che stabilisce che una cardiochirurgia pediatrica può stare su una popolazione che va dai 4 ai 6 milioni di abitanti. Noi in questo momento siamo 4 milioni e 8, però io dico una cosa: bisogna anche considerare le condizioni anche geografiche. Abbiamo la necessità di comprendere che ci sono anche delle condizioni che possono comportare una revisione, almeno per questa nostra regione, di questo principio di una sola struttura presente per un bacino di
4 milioni, 6 milioni di abitanti. Una deroga dunque di cui parla l'assessore Faraoni, che peraltro è stato anche adottato in altre regioni d'Italia, è soltanto uno dei punti toccati durante la trasmissione di Luca Ciliberti che abbiamo in studio con noi. Non solo questo ovviamente nella puntata di oggi. Luca. Questa è l'intervista all'assessore Faraoni che tocca ovviamente tutto il quadro della sanità, dall'emergenza urgenza, alle liste d'attesa, ovviamente tutti i temi che diciamo, la popolazione sente sulla propria pelle. Ma poi avremo anche un altro capitolo all'interno di questa trasmissione, uno incontro epico tra Cateno De Luca e Totò Cuffaro, che già sui social, diciamo, all'annuncio ha scatenato un sacco di commenti, quindi insomma ce ne saranno delle belle con loro i giornalisti Antonio Condorelli, Mario Barresi, insomma, quindi abbiamo tanto di cui parlare, tutti i temi della politica, dell'attualità, e quindi insomma una puntata sicuramente da non perdere, subito dopo il telegiornale, quindi insomma vi aspettiamo numerosi come sempre. Beh, insomma, sulla promessa di uno scontro epico non resta che rimanere incollati davanti alla TV. Noi ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24 con la storia del piccolo Ivan, il neonato partorito per strada lo scorso dicembre a Palermo. Il piccolo ha trovato una sistemazione in affido presso una comunità per minori, ma adesso si attende l'adozione. Sentiamo. Una casa che non è più l'ospedale Bucchieri La Ferla, ma una comunità, in attesa di una famiglia vera che lo voglia e lo possa adottare. Non è ancora l'happy end definitivo, ma un passo in più verso quel traguardo. La storia di Ivan, il bambino protagonista di quello che in molti hanno soprannominato il miracolo di Natale, dello scorso Natale. È il 17 dicembre quando due poliziotti del commissariato Reto di Palermo trovano il neonato ancora legato al cordone ombelicale della madre. Una ragazza sudamericana senza fissa dimora che aveva appena partorito tra cartoni e lamiere, coperte e vecchi vestiti, all'ingresso di un cantiere tra via Archirafi e via Mignosi per strada. Angeli Salvatori, i due agenti nell'occasione, allarmati da un residente che aveva udito le urla di quella donna col bambino in braccio. L'arrivo dell'ambulanza e l'intervento dei medici a evitare il peggio, il ricovero all'ospedale di via Messina Marine, da dove però, poco dopo, la madre faceva perdere le sue tracce. Il piccolo Ivan rimane 2 mesi in ospedale, la burocrazia è lunga e le strutture di accoglienza invece sono poche e già sature, fino a quando l'assessore ai servizi sociali del comune non attiva la procedura della collocazione in soprannumero. Adesso si aspettano gli ulteriori passi verso l'adozione. Una situazione, quella del piccolo Ivan, che risolleva ancora una volta il tema della violazione dei diritti dell'infanzia, che, come il miracolo di Natale, riguarda tanti, troppi altri bambini che aspettano chissà per quanto tempo ancora la loro occasione di vita. La questura di Siracusa in emergenza organico. Serve almeno un centinaio di poliziotti, commissariati compresi, per assicurare una maggiore presenza sul territorio. Tanti straordinari, ma come denuncia il SIULP, non pagati. Addirittura gli agenti devono ancora ricevere i pagamenti per i turni del G7. Francesco Aloi. I poliziotti lanciano una richiesta di aiuto. La questura di Siracusa, come accade anche in altre città, è in carenza di organico e servirebbe più personale per rispettare al meglio il famoso slogan "esserci sempre". Voglio snocciolare 2 semplici numeri che sono appena sufficienti, oltre a quelli che sono arrivati di recente, almeno altri 50 agenti e 10 agenti per ogni commissariato per assicurare un almeno dignitoso controllo del territorio. Mancanza di personale significa doppi turni per gli agenti in servizio, straordinari che, come ci dice il segretario provinciale del SIULP, non vengono pagati. Lavorare oltre l'orario previsto è, posso dire quasi offensivo per un poliziotto non essere retribuito quando questo fa numerosissime ore di straordinario. Parliamo del G7, il G7 è un momento in cui tantissimi attori istituzionali, politici sono aperti la bocca vantando la buona riuscita del G7. Ecco, questo è stato fatto anche sulla pelle e sul sacrificio dei poliziotti che ancora aspettano di essere pagati per il lavoro svolto. E proprio negli ultimi mesi nel siracusano la microcriminalità starebbe tentando di alzare la china, con numerosi furti anche con spaccata. I sindaci invocano più controlli, ma la politica deve trovare le soluzioni e le soluzioni non sono genericamente invocare maggiore presenza della polizia, bisogna trovarli i poliziotti, non sono ingenuo, so che in un giorno questo problema non si risolve, ma da qualche parte dobbiamo pur cominciare.
E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco con una nutrita pagina di calcio. Tornati in studio, siamo al calcio. Domani Palermo in campo fuori casa contro il Cosenza, a rischio Dionisi che però dice abbiamo tutte le qualità per rialzarci. Marco Gullà. Cambiare rotta e farlo in fretta. L'allenatore del Palermo Alessio Dionisi alla vigilia del match di domani a Cosenza sa bene che i risultati vanno in direzione opposta rispetto a quello che si sperava. Sappiamo che ora è il momento di vincere partite, c'è poco da dire, poi le partite si preparano, si devono preparare, però non conta solo la tattica e la tecnica, ma quello sempre, contano le motivazioni, la volontà, che in partite simili delle volte non è stata pari all'avversario e dobbiamo pareggiare la volontà dell'avversario, che come dicevi tu sarà una volontà importante. Abbiamo un po' di defezioni, lo sapete, perché numericamente in difesa non siamo tanti. Soprattutto per Dionisi è una partita da dentro o fuori. Il tecnico rischia il posto qualora il Palermo non vincesse sul campo dell'ultima in classifica. Perché qua si parla solo dei problemi. Qua si parla solo di quello che non funziona e forse non avete capito che così non funzionerà mai niente, le cose non andranno bene se continuate solo a chiamarvi, io non so come siete abituati nella vostra vita e ci mancherebbe, lunge da me, ma non c'è mai un bicchiere pieno, quindi il bicchiere si può vedere un mezzo pieno o un mezzo vuoto, io sono abituato a vederlo mezzo pieno. Dionisi dovrebbe scegliere ancora lo schieramento con la difesa a 3, nonostante le tante assenze nel reparto. Sembra difficile il ritorno alla retroguardia a 4, anche se non è escluso del tutto. Brunori e poi Ampalo sono i punti fermi. A Cosenza occorrono le loro giocate e i gol per dare nuova linfa al Palermo. Una prestazione all'insegna di maggiore coraggio è quanto ha chiesto mister Toscano alla sua squadra. Parliamo dei rossazzurri, parliamo del Catania. Domani attesa in casa dall'Altamura. Il servizio è di Marco Carli. Prima della Casertana Toscano aveva parlato di continuità, non è andata così. Alla vittoria di Monopoli è seguita una prova sbagliata. Ecco dunque che il match di Altamura rappresenta l'ennesimo test per una squadra che non è mai riuscita finora a cambiare marcia. Il tecnico questa volta, in vista della gara che vedrà gli Etnei di nuovo in Puglia, regione dove hanno giocato già 2 volte in questo mese, usa un'altra parola ricorrente. Deve avere più coraggio di rischiare qualcosa, magari rischiando anche di perderla. Questo che non mi è piaciuto nel secondo tempo dei miei ragazzi. Qualche soluzione tattica in più per l'allenatore, conferma per la difesa, con Quaini alternativa pronta per il ruolo di braccetto sinistro e per il centrocampo visti con la Casertana e a Monopoli. Davanti si valuta sulla base dei giocatori che sono rientrati in gruppo negli ultimi giorni, fermo restando ovviamente l'inamovibile inglese. Di certo Toscano non ne fa una questione di sistemi di gioco. Quando noi giochiamo contro una squadra che gioca a 4, se i nostri esterni salgono sui terzini, come difendi a 4? Quindi non c'ho dei moduli predefiniti. E come l'approcci la partita? Con quanta energia, con quanta voglia, con quanta determinazione fai quello che hai preparato? Altamura Catania sarà seguita la Telecolor con collegamenti dallo Stadio d'Angelo, commenti da studio e le interviste ai protagonisti. Si comincia mezz'ora prima dell'avvio del match. Messina e Trapani sono al lavoro perché lunedì ci sarà l'atteso derby. Sentiamo. Messina fa rima con penalizzazione per demeriti propri per i mancati pagamenti dei contributi previdenziali e per colpa di Turris e Taranto, probabili future escluse. In bilico però c'è anche il futuro del club, abbandonato al suo destino da Sciotto e Cissé. Il quadro disarmante accompagna la lunga vigilia al derby Messina-Trapani, in programma lunedì sera al Francoscoglio. L'esclusione di Turris e Taranto porterebbe ad un -10 alla classifica dei Granata. Antonini minaccia di non mandare la squadra a Messina, più una provocazione comunque che una reale volontà. Il club giallorosso rischia il fallimento, diviso da un possibile contenzioso tra Sciotto e Cissé. In soccorso ci sarebbero Franz, il presidente della Serie A, e l'imprenditore Mannino, pronti a salvare il Messina, a patto di rilevarlo a costo zero da Sciotto, che potrebbe avvalersi della clausola rescissoria per inadempienza degli acquirenti, ma al momento non sembra intenzionato a farlo. Questione intrigata tra gelosie, ripicche e colpi proibiti. Messina
Marina Trapani segnerà anche il ritorno di Pavone e Anatriello e la voglia di riscatto di Crimi e Gelli, ma questi temi trovano poco spazio nei pensieri dei tifosi. Il telegiornale finisce qui, era il nostro ultimo servizio, vi lascio al punto, prossimo invece appuntamento con il telegiornale su Telecolor alle ore 19.